La notizia dell'ultimo minuto è buona perché ci è stato comunicato dalla Ragioneria Generale dello Stato l'avvenuta pubblicazione dell'assegnazione dei fondi opere indifferibili, cioè quei fondi che servono a coprire l'incremento dei costi dei materiali che da tempo avevamo chiesto. Meglio tardi che mai. Il direttore di ANCI e UPI Veneto per la provincia di Treviso esprime soddisfazione per l'arrivo in mattinata della pubblicazione del decreto della Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione ai comuni, alle province e alla città metropolitana dei fondi FOI secondo semestre 2023, finalizzati a compensare il ricaro dei prezzi dei materiali imposto per molti interventi di competenza degli enti locali dal PNRR. Il ritardo comporta però lo stesso delle complicazioni. Se i fondi arrivano in ritardo, tutti gli enti sono in grande difficoltà perché non possono fare le gare. Fondi indispensabili per compensare gli aumenti dei materiali. I materiali sono aumentati del 30, del 40%. Questo fondo opere indifferibile appunto serve a questo, perché dobbiamo ricordare che questi progetti PNRR erano stati presentati da comuni e province prima della crisi dovuta alla Covid e poi alla guerra in Ucraina. Il tema è rispettare i tempi. Se noi non aggiudichiamo entro il 15 settembre perdiamo il finanziamento. Se le comunicazioni dal Ministero arrivano in ritardo non c'è nessuna sanzione e su questo è chiaro che bisogna fare chiarezza. Nella provincia di Treviso i fondi superano i 2 milioni di euro. Solo per la provincia di Treviso si parla di fondi di 2 milioni e 200 mila euro. Si tratta della realizzazione del nuovo Istituto Planck e della realizzazione della palestra a Vittorio Veneto, la nuova palestra dell'Istituto Beltrame e la ristrutturazione delle 2 palestre al Treviso. Avremmo dovuto recuperare questi 2 milioni e 2 dai fondi di bilancio della provincia dove insomma non c'è capienza. Facendo le gare senza questo adeguamento al preziario regionale di aprile, il rischio di gare deserte era altissimo. Possiamo tirare un sospiro di sollievo? Adesso sì, e speriamo che sia l'ultima volta di dover rincorrere le scadenze e che siano rispettate da tutti. Noi le rispettiamo, che le rispettino anche a Roma.